sono carissime, io penso che il governo debba fare alcune considerazioni. Male, perché dovrebbe abbassare, non crescere. Mettermi col motorino a fare con la pala eolica a produrre elettricità, perché vista la situazione è impossibile con uno stipendio andare avanti. Bollette della luce raddoppiate in 4 anni e tariffe che per le famiglie ogni anno costano quasi 3.000 euro. Prezzi che salgono del 108% per la luce, del 72% per il gas. La stangata analizzata dalla CGA di Mestre. Nell'ultimo anno le bollette di luce e gas hanno subito una drastica riduzione. Questo è un aspetto molto positivo. Tuttavia la crisi energetica che abbiamo subito nel biennio 2022-2023 ha lasciato il segno in particolare su artigiani e piccoli commercianti. Le famiglie si trovano ad avere un aumento del costo della vita, a dover pagare le bollette, ci sono rincari attorno dal 10 ma arrivano anche al 16%, abbiamo acqua, elettricità, gas, quindi abbiamo da una parte l'aumento del costo della vita, dall'altra parte non c'è l'altrettato adeguamento degli stipendi. Oltre il 56% della spesa totale è imputabile a luce e gas, a farne principalmente le spese, oltre alle famiglie, i titolari delle piccole e medie imprese. I titolari di queste attività, infatti, i rincari li hanno pagati 2 volte. La prima per l'utenza domestica, la seconda per illuminare, rinfrescare e riscaldare le botteghe e i negozi. Questa purtroppo è una sofferenza di cui tutto il comparto risente e le attività concrete che Confcommercio ha potuto in questo periodo mettere in campo sono lo sportello energia, cioè un luogo fisico nelle ASCOM che presidiano tutto il territorio della provincia, dove trovare una consulenza gratuita peraltro per individuare una soluzione più efficace possibile rispetto al proprio standard di consumi. Associazioni di categoria che corrono ai ripari mentre a beneficiare dell'aumento dei costi dell'energia, stando allo studio della CGA, sono state le grandi società energetiche con circa 70 miliardi di extra profitti a danno però delle casse pubbliche. Queste grandi aziende dovevano versare quasi 13 miliardi e mezzo all'erario di contributi di solidarietà. A consuntivo invece è emerso che hanno pagato meno della metà di quanto previsto. Se da un lato questi dati dicono appunto che nell'ultimo semestre c'è stata una leggera diminuzione, però le previsioni per tutto l'anno 2024 è che ci saranno costi elevati, quindi di conseguenza insomma non ci saranno neanche risorse da parte dello Stato a fare interventi con bonus che magari sono stati dati negli anni passati ma che non ci saranno più e che anche quella sarà una difficoltà per le famiglie.